2 donne e 4 uomini, ognuno con la propria storia, con la propria professionalità, con la propria voglia di riuscire nei loro sogni e progetti. Parliamo dei 6 candidati sindaco di Favara, di cui fino a questo momento conosciamo i nomi e i volti. Presto conosceremo anche i loro propositi per la città. Persone più o meno conosciute in ambito politico locale, le 2 donne, Anna Alba e Gabriella Bruccoleri, non hanno mai fatto politica attiva. Si presentano alla città per la loro esperienza maturata, ognuno con la propria professione e competenze. Gli altri 4, tutti uomini, hanno avuto esperienze politiche. Gerlando Nobile, Antonio Palumbo, Gaetano Airò e Antonio Valenti, tutti e 4 hanno fatto parte della pubblica assise cittadina. Chi più, chi meno si sono seduti tra i banchi di Aula Falcone e Borsellino. Questo è il quadro politico che attualmente si presenta alla città per questa competizione elettorale. Non si esclude che a giorni ci possa essere anche il 7° candidato sindaco o addirittura l'8°. Il 5 giugno, data delle votazioni, si avvicina. Manca poco più di un mese e ufficialmente si conclude l'era Manganella. Anni in cui la città ha sofferto sotto tanti punti di vista. Ad aggiungersi anche la crisi, con persone che hanno perso il proprio posto di lavoro e o addirittura hanno lasciato la propria terra per avere una vita migliore altrove. Sono stati anni in cui i servizi sono diminuiti e le tasse sono state aumentate. Insomma, non sono stati proprio anni in cui la politica ha saputo dare risposte positive ai favaresi. Se non fosse per qualche iniziativa privata e per la volontà, sempre dei privati, di portare in alto il nome di Favara, saremmo all'oblio totale. Ma Favara è una terra laboriosa, formata da persone che vogliono spendersi per la città e per primi adesso ci sono anche questi candidati sindaco. Chi più chi meno va in giro per farsi conoscere, per sentire le problematiche che magari da anni non vengono risolte. Insomma, tutti vogliono lavorare per migliorare lo stato di cose della città e questo non sarebbe poi così difficile, visto gli anni bui che Favara ha vissuto negli ultimi tempi. Diversi cittadini si dicono scottati dall'ultimo voto amministrativo, hanno creduto in una determinata persona che poi li ha delusi. Delusione che si è tramutata in senso di colpa per aver votato il candidato che poi si è rivelato essere fallimentare. In molti dicono di non essere a conoscenza di fatti positivi prodotti in questa legislatura. È stata anche definita la peggiore della storia della città di Favara. Ai cittadini possiamo semplicemente consigliare di valutare attentamente le proposte dei candidati e votare secondo coscienza. Non ci stancheremo mai di dirvi di lasciare fuori dalle cabine elettorali amici e parenti, o votateli e spendetevi anche per la raccolta di voti solo se li ritenete veramente in grado del compito che andranno a ricoprire.